Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con la consueta puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, il calcio dilettantistico a 360 gradi, dal CND sino al campionato di prima categoria, campionati che ormai si sono conclusi da qualche settimana e ospitiamo ormai da qualche settimana pure naturalmente alcuni protagonisti di questi campionati. Andiamo subito a presentare in postazione il nostro Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Oggi ti occuperai in poche parole di quasi tutti i campionati, anche se i risultati insomma in questione sono pochissimi. Sono pochi, certo, però non mancano gli argomenti sui quali discutere. Perfetto. E qui subito vicino a me la nostra penaltina, la nostra Jenny Di Aria, che ha detto che dalla prossima settimana andrà a mare perché è un po' bianchiccia. Buonasera Ettore, buonasera amici di Penalty. Vai a mare? Sì. Dovrei. Abbiamo già subito qui in postazione i nostri 4 ospiti perché oggi festeggiamo il New Pozzallo, questa bellissima realtà che ha raggiunto la sospirata promozione in promozione. È stata una bellissima stagione coronata con dei playoff importanti. Vittoria finale dopo i calci di rigore, quindi onore agli sconfitti, però soprattutto onore e cronaca positiva naturalmente alla squadra del New Pozzallo. Abbiamo qui il direttore sportivo Rosario Iozia. Salve direttore. Buonasera. Ben trovato, la promessa è stata mantenuta, quindi 7 giorni fa durante la festa ce l'aveva promessa. Siamo qua. Benissimo, perfetto. Accanto al direttore sportivo il mister di questo successo, mister Angelo Tasca. Buonasera. Ciao mister e ancora complimenti. Il capitano del New Pozzallo, Anche capocannoniere e bomber. capocannoniere e bomber, Giuseppe Rosa, salve. Buonasera, buonasera. E abbiamo anche una rappresentanza giustamente della società, Riccardo Pluchinotta, vicepresidente appunto del New Pozzallo. Allora, Buonasera, grazie. velocissimamente la prima battuta la devo fare col mister, poi passo subito ai risultati del campionato CND che oggi si concludeva. Mister, è stata una lunghissima cavalcata, c'è stato un momento in cui pensavate di non farcela? Oppure comunque l'attenzione è stata continua e alla fine è meritata questa vittoria? Beh, sì, sicuramente qualche momento di scoramento c'è stato, anche perché la New Team ha fatto strada da sé, per cui certo qualche momento di nervosismo c'è stato, però non ho avuto mai e poi mai quella sensazione che non si poteva andare in promozione attraverso i playoff. Quindi determinati comunque quasi Sì, sempre. sì, E fino all'ultimo. E questa è la cosa più importante. Bene, racconteremo questa bellissima stagione, abbiamo preparato anche un video commemorativo, insomma ci divertiremo per far sì che appunto anche i tifosi di Pozzallo possano rivivere quei momenti emozionanti nella vittoria finale contro lo Sporting Eubea, che comunque ha giocato una bellissima partita, Sì, anche sì. loro. Bravissimo. Benissimo, allora parliamo del campionato CND, lo facciamo con i risultati di questa ultima giornata, oggi la 17esima, oggi domenica 10 maggio 2015, a questo punto allora la parola la passo subito alla nostra penaltina che ci dà appunto questi risultati che hanno determinato tra l'altro anche la griglia dei playoff e dei playout. Agropoli Noto 2-1, Interreggio Due Torri 1-3, Nerostellati Frattese Neapolis 1-3,
Nuova Gioiese, Comprensorio Montalto 4-3. Marcianise, Leonfortese 2-0. Rende, Agragas 1-1. Tiger, Sorrento 1-1. Torrecuso, Roccella 1-1. Benissimo, e mentre per quanto riguarda la classifica, come tutti ben sanno, ormai l'Agragas da parecchie settimane ha vinto questo campionato, la classifica finale appunto ha visto l'Agragas in testa con 73 punti, mentre per quanto riguarda la zona retrocessione, come abbiamo già ampiamente ricordato la scorsa settimana, l'Orlandina e il Comprensorio Montalto praticamente ritornano in eccellenza, mentre vanno direttamente nei play-out Tiger Brolo con 33 punti, Battipagliese con 37, Sorrento 38 e Noto 39. Il Noto con 39 punti, nessuno se l'aspettava. Subito il giro con i nostri ospiti. Direttore, Io pensavo... questo Noto, insomma, non pensavamo che... No, completamente. Io credevo che il Noto si sarebbe salvato. E invece? Direttamente. E invece vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto, quindi sono stati costretti a fare... Mi dispiace perché oltretutto sono vicini a noi e conosco qualcuno. Peccato perché insomma il Noto è una bellissima realtà Sì. e tra l'altro, capitano, si dovranno andare a scontrare contro un'altra siciliana, la Tiger Brolo, per cui insomma avremo purtroppo una delle due che retrocederà in eccellenza. Tu come vedi il pronostico? A me dispiace perché si incontrano due squadre allenate da due persone comunque che ho avuto come miei allenatori, il Romano a Noto e Sì. Galfano alla Tiger Brolo, e quindi però poi alla fine nel calcio qualcuno si deve salvare e qualcun altro deve retrocedere, il gioco forza è la realtà. Certo, il Noto ha una classifica migliore rispetto alla Tiger, Sì. quindi la Tiger dovrà giocarsi Andare tutto. a fare l'impresa sicuramente, è un peccato, ma già da qualche anno che la griglia dei play-out vede protagoniste purtroppo parecchie squadre siciliane, e questo sta a rispecchiare un po' i problemi che ci stanno nella nostra terra dal punto di vista calcistico. Certo, tenendo presente tra l'altro che la Tiger Brolo lo scorso anno aveva disputato un campionato importante, era riuscita a salvarsi, quest'anno forse anche il cambio in corsa probabilmente non ha agevolato. Ma purtroppo il campionato di Serie D è un campionato diverso rispetto all'eccellenza che magari l'anno scorso hanno dominato, e quest'anno come neopromossa insomma hanno avuto qualche piccolo problemino magari di ambientamento nella categoria, Sì. il cambio di allenatore in corsa ha portato questi problemi. A me mi hanno sempre parlato di questa società come di una società modello, però purtroppo nel calcio Vedremo cosa qualcuno, succederà, infatti, adesso cosa vedremo succederà. come andrà a finire. Ricordiamo anche la griglia per quanto riguarda i playoff, vanno appunto a disputare i playoff Rende, Acropoli, Torrecuso e Neapolis. E a questo punto io do la linea alla nostra Jenny perché sarà lei ad annunciare il primo lancio pubblicitario e poi ritorniamo perché abbiamo veramente tantissime cose da raccontare per quanto riguarda questa fine stagione. Amici di Penalty, torniamo tra pochissimo, non cambiate canale. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.